Throttle. Rignoffal. Ah. Scappato da mano, stava per cadere. Goda. Allora, rifacciamo. Squadra che vince, squadra Gino. che vince. Ah no, scusa. Allora, squadra che vince, squadra Gino. già. Ma si deve aggiornare la schermatina. Eccolo qua. Allora, Super Hot Presence. allora, io in te ripongo tante speranze, proprio tante. Io te le ripongo queste speranze. Ma proprio tante. Tu se vai bene come dico io, no? Qui facciamo proprio... Facciamo bongi balongi. Qua facciamo proprio... Survival horror ci sono stati, ma quello che per me hanno rappresentato i primi 3 Resident Evil è una cosa non indifferente. Ricordo con piacere come scoprì Resident Evil 1, c'è uno zombie, un mostro sotto che arrabbia. Andai da... finì il primo, senza guide, senza cose. Live possiamo veramente. Però il microfono non so più. Sì, già no. No, aspetta, stai vedendo la schermata sbagliata, questo è il mixer. Ah, questo è il microfono. ok, tutto a posto. Tu mi fotti. Perché Io mi fai gli scherzi? Finì il primo Resident Evil, c'erano notizie, accenni che uscisse il secondo, senza internet e quant'altro, quindi ti lascio un attimino immaginare. Andammo nel negozio di un vecchio amico di mio padre, lui gli doveva aggiustare delle cose. Io stavo lì ad aspettare, sta persona disse: guarda, sta persona andava in Cina e in Giappone per prendere gli articoli e le cose prima. Guarda, io ho portato la PlayStation, abbiamo anche dei giochi di importazione là, mettiti a giocare. Pronto? È gentilissimo. Già Marco, io mi metto là, questo giocato, questo giocato. Io pensavo e speravo di trovare la versione Director's Cut di Resident Evil 1, perché dentro c'era il CD demo con Resident Evil 2. Io, sentendo importazione, mi sono detto Asfidanken, almeno proviamo la demo tutta a posto. Gianmarco, io tiro fuori degli articoli e all'improvviso mi appare tra le mani Resident Evil 2 CD. Aspetta un attimo. Tu non sei la demo. Tu non sei la demo. Tu non sei la demo. Tu sei il gioco. Si chiamava Vincenzo sta persona. Vincenzo, questo è horror, però io già ci ho giocato. Posso avviarlo? A casa. Vai Vincenzo. No, vai a casa no, vai a casa, perché lui aveva la PlayStation di importazione. Serviva per forza a Reggio All'Ox. Sì. Quindi, carissimo Jammox, io metto il primo, inizio a fare la prima parte. Beh, sarà una demo, si spegne. Ma si chiude, dai. Cioè, ma papà e io siamo stati lì 4 ore, io 4 ore ci ho dato, io stavo finendo il gioco. Vincenzo, l'ho finito. Grazie. Questo titolo qui, già dal trailer che lo vedevo pure, sembra avere quel mood lì. Sì, possiamo procedere. Se si sente il suono. Ok. Buonasera Lighter. Ciao bello. Poi Lighter, buonasera. Ecco, già parti tipo Parassitivo, cutscene animate con quella grafica. No, è un brutto modo di svegliarsi in ospedale questo. Però è stato tempestivo nella reazione, No, è proprio quello stile là. No, ma io a te ti devo comprare al day one. No. È una bella demo. Che cos'è un ECG? Quello che è uscito prima, il sensore di battito. Ah, non so se è il tuo proprio, Lighter, non saprei. Allora, noi ci siamo svegliati in un ospedale e gli zombie... Ma che cazzo? Si muove con la croce direzionale, non con le levette. Ah, vecchio stile. Ma sei vecchio stile... C'è un poliziottolo! No! Poliziotto, l'ho sparato! C'era un poliziotto. Dai, ti muovi davvero con le... Aspetta. Guarda, è fatto anche curato nei menu e cose varie. Gamepad. Model no controller. Controller c'è, quindi mo te lo sei preso. Ma qualche luce che si veda un poco di più lo si può avere? Sì, Gianmarco. Grazie. Sì, dottor Gianmox. No, ma batta. Dottor Gianmox super più. Allora, Lighter ci suggerisce coltello prima cosa o bottiglia tagliata, sgozza tutti. È un'opzione. Zombie, sì, con immenso piacere. È un'opzione. Allora, vedi così se ti garba. O li vuoi più forti? Sì, un poco più aspetta, forti. allora la metto.
C'è qualcosa che non mi torna, qualche torna che non cosa. Facciamo così, tagliamo la testa al toro. La mettiamo la solita cenestina. Anzi no, più arancione. Ti Questo piace è il momento arancione? horror, sì. Vabbè. Sì. Allora. Quindi ti muovi così, ok, noi non sappiamo chi cazzo siamo, va bene, va benissimo. Hanno anche illuminato col bordo gli oggetti e le cose che puoi utilizzare. Ma tu sei fatto bene proprio allora. Oh, primo fare. No, no, c'è il fucile. Non si carica, non si carica. Tiragli una fucilata in testa così. Lei è veramente un fallito, signor Sword. Ho capito. Signorina, signorina, aspetta. Vieni di qua, vecchie tattiche, Gianmarco, vecchie tattiche. Ecco qua. Prendi il fucile. Mo spaccale il cranio. Ok, prendi. Premi RB. Allora, Gianmarco, io ti dirò qual è stata l'innovazione più grossa che io ho subito e sentito negli anni quando giocavo a Resident Evil. Tu sai che i primi giustamente avevano i controlli super tank. Quindi se tu dovevi sparare, fermo, sì. Tu fermi, abbassi arma, ti sposti e rivedi. Sì. Fortunatamente lui qualcosina riesce, dai. Solo che io poi cambierò i tasti e metterò grilletto destro. No, voglio giocare per la demo così come è stata fatta. Vabbè. Magari. Ma giustamente è vero che stia a demo. Ok, munizioni per il fucile. Ma lui teoricamente mo non dovrebbe trasformarsi il poliziotto che è stato morso. Forse sarà spoiler. Spazi interni, corpo a corpo, punto esterno, RPM lungo. Ah, possibilità, cioè noi ce l'abbiamo, ci sono altre cose da esaminare. È sangue sul pillow? Sì, broschi, è sangue. E per gli ambienti e le cose esaminabili ti vedi pure un piccolo cursore per non confonderti e non perderti gli oggetti. Ok, manuale. Avete preso il concept e come erano i vecchi Resident Evil li avete potenziati. Ragazzi, se ne fate 6 o 7, io ve li compro tutti 6 e 7. Aprite ogni scatola. Io gli ho mandato un messaggio per chiedere se gli posso fare la traduzione italiana. Gli dico, ho provato la demo in live, amo il vostro gioco, me lo fate tradurre per piacere. Questo gioco deve uscire in italiano, non esiste. No, zombie. Perché? E in rosso le cose utilizzabili. Ok, l'ascensore è bloccato. Di qua non si va da nessuna parte. E serve una scheda. Serve una schedina. Qui non si può entrare. Ma dobbiamo controllare ogni posto. Ci sono anche oggetti da pushare. Push snitch. Tu c'hai qualcosa? No, c'è la 406. Oh, salve! Allora, c'è qualche buggettino forse con il controllo dei personaggi, ma ci sta, dai, una beta. Carica. Vieni vicino. Sono animati anche bene gli zombie. E non vanno in compenetrazione, ma si accavallano per poi diventare intangibili. Ok. C'è un'assicurazione, una scheda e una lettera. Signor Guy, nome impossibile da leggere per il sangue. Avete visto quel gioco che non si possono dire alcune parole? È breve. No, qual è sto gioco? Cioè, non si possono dire, nel senso c'ha un titolo equivoco. Simulalo. Se è il titolo di un gioco lo puoi scrivere, là, Terre, sì. Ovviamente. Se è il titolo ufficiale del gioco, tu lo puoi scrivere. Oh, che cosa intelligente. Le chiavi a cose varie non se ne vanno negli oggetti dell'equipaggiamento, ma se li leva da mezzo e non ti occupano spazio in inventario. Premi B per controllare l'inventario. Contenuti? Che senso contenuti? No, di il nome tranquillamente, se c'è lo sappiamo le parole da non dire quali sono. Tanto al massimo ti blocca il bot. Quindi se c'è qualche parola che non si può scrivere, ti blocca il bot automaticamente. Se per caso bloccano il canale o fanno qualcosa e che mi stai dicendo il titolo di un gioco, mi faccio afferrare il pazzo, quindi
Allora, la scheda l'abbiamo... Aspetta, però possiamo uscire dalla finestra di qua. Ah, noi stavamo qui dentro e siamo tornati nella stanza di prima, effettivamente. Vabbè, ci abbiamo la scheda. A questo punto ci andiamo di qua. Ti apri in automatico la cosa. Usa. Anzi, dobbiamo vedere anche la tech dei modi di Witcher, lo zio. La tech che cos'è? È uscita la tech demo gameplay di The Witcher 4. C'è qualcuno? No, io oggi ti ho detto, non ho sentito niente, infatti mi ha detto Giuseppe prima a tavola, ma domani per lo state of play che ti aspetti? Che c'è lo state of play domani, ma che stai dicendo? Come al solito Sonici all'ultimo si ricorda delle cose. Sì. Diventi Pablo Escobar modalità. Ma tu dici Schedule One? Per caso quello o è un altro gioco, Lighter? Tu per caso stai dicendo Schedule One? Per caso? Quello dove noi già abbiamo avviato la Protolo Inc. già da diversi anni. Noi siamo già in funzione, Lighter. E abbiamo dato una bella casetta dove produciamo dai 20 ai 30 barattoli di droga nel giro di qualche ora in gioco. Sì, lo conosciamo. Già stiamo provvedendo, Lighter, ci sono anche gli estratti live, se vuoi vedere. La nostra azienda non va a gonfie vele, ma cresce. Abbiamo investito tanto, ma abbiamo comprato già un paio di cose, siamo a buon punto. Sì. Ok, questa è una stanza di salvataggio. C'è qualcuno che comunque giustamente si sta creando il problema. 4 colpi. Polizia sempre top. E una volta che hai esaminato una cosa una volta, tu le puoi riesaminare, ma ti toglie il puntino sopra. Sì. Negozio hanno pigliata buona. Questa effettivamente è un'ottima domanda. Effettivamente. Alzo le mani. Assolutamente. Noi abbiamo messo mano subito. Appena abbiamo provata la demo, preso subito perché... Oh cazzo, problema. No, problema, mi hanno poltato. Hanno avuto un infarto. Attenta ai piedi. Mi hanno morsi sui piedini. C'è il letto tanto per il Ci sono le mani. Oh no. Non può andare, lo ti devi sparare adesso. Sparato. Tu non sei morto. Tu mo sei morto. Ok, regola 1 da Resident Evil. Se appare sotto il sangue sono morti. Altrimenti grazie. Poi tutto bene? Sì, per il resto tutto bene. Giornata anche la mappa in automatico. Domani dobbiamo vederci questo state of play, Laterone, domani sera alle 11. Domani alle 23, sì. Si spera in begli annunci o almeno qualcosa di bellino. No, domani c'è qualche bella bombetta. Domani stiamo giocando oggi questo, la sequenza corretta sarebbe domani Resident Evil 9. Sarebbe proprio al bacio. Secondo me, allora sì, una mina la devono tirare. Una mina la devi tirare. Miracolo medico. Se no è un casino. Anni Hopkins aveva il linfoma, è stata in coma per 4 anni, cerca di nuovi trattamenti. Vabbè, che si face il primo leggere il gioco. I Resident Evil non erano altro che dei film trashoni con zombie, virus e quant'altro. Qua la trama sarà semplice. Senti, c'è un ospedale, c'è una cosa, hanno fatto gli esperimenti. Zombie. Sopravvivi. Ok. Domani gli mando subito un messaggio, se no con quella cosa che stavamo facendo prima, un attimino di adattarmi e vediamo se sarà presente. Di questo di sicuro qualcuno farà la traduzione. Sì. No, ci mettiamo e vediamo di farcela noi per quanto possibile. Il signore non sta molto bene. Il signore sta un attimino peggio adesso. Ma mai quanto è noi che abbiamo un colpo di fucile e un ospedale pieno di zombie, Salva. Allora, possiamo salire o possiamo scendere, Giammo? E in realtà, come mi insegna il mio maestro Aldo Baio, lui dice che non si può né scendere né salire. Rimaniamo qua. Restiamo qua. Siamo qua. Ragazzi, la demo è finita. Andate in pace. Buonanotte. No, Lozzi, allora fammi pensare, ragionando a mo' di un ospedale, io andrei prima sopra, che si va ai tetti di solito. Sopra non possiamo andare. Hanno proprio sigillato. Facciamo il problema si è risolto da solo. Terzo piano. Infatti questo è pediatrico con i disegni. Non si apre. Bello il dettaglio che hanno messo anche i disegnini come fanno per le ma le ambientazioni, guarda, sono proprio fatte bene. Bello. No, mi sto innamorando di sto gioco, Giamma. Questo è sfizzito,
qui cammina proprio spavaldo. È chiuso. Spara nella cosa? Dobbiamo prendere sta cosa dal janitor. Sto fatto che mettono il contorno sulle cose che puoi buono, usare sì. è ottimo. Sì. Ti avvicini il giusto e ti dice pure quelle là che non si aprono. Ma tu zio, hai mai sentito parlare di Star Ocean? Sì, li ho giocati anche alcuni. Com'è? Che ho visto che sulla Play ce ne stanno un po' anche nuovi. Ce n'è uno Allora, nuovo. sì, alcuni sono nuovi, ma alcuni sono dei remake. Tu che non hai mai giocato nessuno, al limite bisogna vedere qual è quello là a livello di se che hanno una macro storia un attimino collegata. Perché avevo letto di queste persone che ne parlavano facendo un rapporto di una È cosa una bella serie, Expedition. una bella serie. Figa, ok. Ci Allora, devo dare qui stavano un'occhiata. facendo dei test e l'immagine è corrotta. Calibra i raggi X. Calibra. Aspetta, ci deve stare prima Devi calibrare. Ecco qua, eccolo qua. Calibra subito. Allora, calibrare la macchina a raggi X. Bisogna prestare attenzione a 3 elementi: il contrasto, la saturazione e la penetrazione. Molto bene. Allora, valore del contrasto deve stare su alto. Dobbiamo mettere a fuoco l'immagine, ok. Dobbiamo vedere cosa c'è nella persona. Allora, no, ok, mettiamo al massimo, vediamo un attimino già così come la situazione, così non si vede manco il cazzo. Mettiamo un 55. Ok, proviamo quello sotto. Qualcosa c'è. Non è niente di bello. Sì, c'è qualcosa. Oh, eccolo qua. Eccolo qua. Ok, che giustamente la porta era sigillata e che c'era lo scanner in corso. Ok. C'è un corpo estraneo nel macchinario. C'è qualcosa che si muove là dentro. Che cazzarola sei? C'è una piccola massa, Gianmarco. Molto piccola. Questa cosa respira. Al letto manca una ruota che non abbiamo. Allora, Logan Jones era... l'inserviente era qui. Perfetto. L'idea col Prime non lo so come tu sai come funziona, io non ne capisco. Col Prime puoi dare una sub a chiunque al mese. Allora c'è la mappa dell'ospedale, aggiorna la mappa, sì, le mappe fatte bene con indicazioni chiare. Gioco, ma tu ti vuoi proprio che io e te ci sposiamo legalmente? Ma tu pretendi questa cosa qua? Allora, sala raggi X sbloccata. Ci serve. Questa è chiusa. No, c'è uno zombolo. C'è qualcuno dietro la porta. Salve. Lei non esca, non faccia niente che non ci abbiamo corti. Questo non si apre. È chiusa, ma no, grazie che ci sono gli zombie. Questo lo spingiamo. Ok. Almeno non... Perché c'è questa inquadratura dei piedi dello zombie? Perché lui adesso si alzerà? Per ridere. Dai, alzati. Ma mi fa l'attacco dal bagno, aspetta. No. Ok. Tu fermo, non ti muovere, raccomando. Ti hanno messo dagli oggetti comandi rapidi. Oh sì. Take, kill, combine ed examina. Ok. Dimmi che hai delle munizioni. 6 munizioni, ottimo. Prima che ti rialzi. Ok. Dice che è occupato. Questo è chiuso. Poi non c'è niente. Ragazzi, tante care cose a tutti, Quest'altra porta è chiusa. Possiamo andare nella MRI zone e basta. Chiusa dall'altro lato, ok.
La mappa con quale pulsante lo si vede? Basta che carichi il menu e si carica la mappa in automatico. Ok. Allora, entriamo qua. No, zombie, non muovere niente perché sennò è il bordello. Giustamente attivo. Allora, che cos'è qua? C'è anche la ruota per... E io come faccio fuori lo zombie senza armi? Mi scusi. Mi dia un coltello, una stampella, qualcosa. Un braccio meccanico. Allora, ehi. Dottore, Ehi. dottore, come sono uscite le analisi? Dottore, perché mi viene incontro così? Lui al momento è fermo. Sì, perché hanno sta tenuto vedendo tu sta che cosa. fai. Oh. Lui devi vedere tu che fai. Offline. Sono curate pure Ehi, tutte le riattiva grafiche. lo stronzo. Guarda, gli zombie finora usciti erano tutti diversi. Sì. C'è anche un Colpo in omaggio. sì, Brandeburgo. Abbiamo anche la ruota. Ottimo. A sto punto di là Devo c'è fare niente. una tacca, C'è solo la stanza del computer là. devo mettere in da macchina e fai una tacca. No, ma non credo sia il caso, Giammo. Ma non al momento. Speravo. Allora, Nemo, l'unica cosa che possiamo fare, il momento alla Resident Evil 1, che da lì ho iniziato a non avere tanto paura di certi horror. Resident Evil 1, corridoio che fai 50 volte, all'improvviso ti entrano i cani dentro. Ah, ok. Cagato sotto, iconica e quant'altro come I scena. canozzi. Io mi aspetto quando ti fanno prendere qualcosa nei giochi e ti fanno tornare indietro per la stessa strada. in culi. Ok, Sì, ci sta. allora, Mamma le ruote mia, bella, prese. Non sei proprio bellissimo. Usa la ruota. No, veramente un problema. A questo punto ti posso spingere. Push the snitch. Ok, sono anche azioni complesse, ok. Eccola. Che ti ho detto, Jammox? Sì, certo. Dottoressa. Sì, dottoressa, vengi. Aspetta che non c'ho l'arma equipaggiata, fermo. Mettiti là. Oh, presi entrambi, giustamente, che c'è la rosa dei proiettili. Aspetta. Fatti mettere vicini così fai una... Automira semplicemente muovendo. Venite vicino. Ottimo. Carica un attimo. Uno è morto. Ehi. Ok. Ma puoi entrare? Io ho 2 colpi, però aspetta, lì ce ne sono 2. Se qui non ci sono dei colpi, quanti? Minchia, 2. Ah sì, andiamo piano. Se no si schivano i nemici sempre. Cioè. No, che si schivano, Gianmarco. E come li uccidi? A mani? Abbiamo 4 colpi adesso, Gianmarco, sono tutte sufficienti. Ah, per carità. Allora, Apocalisse zombie, oggi 4 colpi, tu sei morto. No, mi valuto la zona, abbiamo la strada bloccata e ci sono altre 2 porte davanti. Loro non riescono in parte a passare del No, io ti dicevo nella vita reale. Nella vita reale 4 colpi, oggi anche no, non sacrificati, ti butti in mezzo. però visto che lui è bloccato per come l'ho messo, io mi esploro le stanze e qui ce ne sono altri 4. Bello The Walking Dead per PS1. Buonasera papà. Oddio. Buonasera papà. Non so come è iniziato Walking Dead. No, così. Ah, così no. Rick che si sveglia nell'ospedale, tutti. Allora ci troviamo. Magari hanno preso anche spunto da quello. Ok. No, ma è proprio il mood di un Resident Evil classico in un titolo fatto bene. Cazzo, se lo metti pure a prezzo... Questo se lo metti pure a 50 euro, io me lo compro proprio al day one. Sì, 3 sono un po' troppi, aspetta un attimo. Ragazzi, siete morti che non ci abbiamo colpi. Allora, ci sono 2 stanze da esaminare, poi rettoscopia stanno facendo. Salve signor zombie. Guarda, paradossalmente magari sì. E lei non si è alzato e non c'è oggetti e non è esaminabile. Lei mi puzza, lo sa. Lei è sospetto. Guarda come sono morti bellini però loro. Per dove siamo entrati prima? Però qui ci doveva stare un'altra porta. No, solo queste 2 qua. Si passa di qua, questo è il gabicesso. Ci sono queste 2 stanze qua. Qui non c'è niente.
No, ehi, basta con le mani. Ah, la famosa porta Don't Open Dead Inside, proprio della primissima puntata in ospedale. Quella l'avevo vista anche io, quella famosa porta, mi era uscito qualche reels, Allora, mi kit sa. medico, curati e non ne parliamo. Poi non sono mai stato un appassionato di serie o cose sugli Io la stavo zombie. vedendo nel momento in cui ho notato i cambi e stavo leggendo il fumetto, ho detto no grazie, al momento no. Dici Però ho che visto sei gli sta spin-off tutta. e cose varie che sono usciti. Non c'è tagliavo, voglio C'è da... Minchion pure. Non Ah, conosci il personaggio di Minchion, lo zio? Ah, ecco, questa è una cosa che potremmo virtualmente Ma fare. No, io giocai tanto tempo fa ed erano bellissimi la serie di The Walking Dead fatta da Telltale Games. Sono avventure con poche scelte e poche cose. Conosco, Non è cosa... non è per me. Non è per me. Se buffa tu, vai tranquillo. Allora, Io ho guardato adesso... solo la prima puntata, mi è basta. Ah, la prima stagione. Ok, vabbè, poi non ti ha preso, evidentemente, ci sta. Allora, devo far fuori il dottore. Dottore, a questo punto facciamo semplicemente la cosa opposta che abbiamo fatta prima. Attiviamo questo, si estrapola con dedicazione e rispetto quello che ci serve. Non ci sono oggetti metallici, vai tranquillo. Sì. Ma si sente a posto? Sì, si sente bene. Scendi la macchina. Scoppiato tutto, che giustamente rotto tutto. È Ho fatto esploso. un casino, Gianmarco ha fatto un casino grosso. Però a noi frega cazzi perché ci serve la leva. E sta cosa era viva. Sì. Ora, sperando che non appaiano altri zombie perché non abbiamo colpi, noi possiamo uscire da qui. Mettiamo la levonza qui. Non farti domande su dove l'abbiamo presa e perché si è sporca di sangue. Basta che si apra. Uscita. L'uscita è buona. Sì. L'uscita è buona. Generalmente sì. La receptions. Salve. Ok, altro da esplorare. Ok. Questa è chiusa. Mette l'evidenza di rosso. Ok. Allora, qui Ok. Nothing for... Vabbè, ci sta. abbiamo trovato la mappa. Ok. Qui è tutto chiuso, sbarrato e non si può passare. Qui cosa c'è? Tu sei una stanza di salvataggio. C'è il super kittone grosso standard. Quindi ci sono zone dove ci sono dei kit. Ok, vabbè, penso per far andare avanti più facilmente la demo. Ecco l'omino. You still there? Unfortunately. I'm Alex, by the way. I'm Vabbè, here, ok, Alex. ciao Alex. I made it to the reception. Can you get to the exit? No, the way's blocked. There must be a way around. Poi può essere che ci sono sedie. Call me Quindi if you scavallo. need anything. E quello è il mood, Giamma. Stessa cosa pure con i primi Resident Evil. No. Cioè, no, non posso passare perché c'è... Ho capito, scavalca un attimo. Cioè, non lo posso fare. Vabbè, ma è come Pokémon. Che Ah, se vabbè, là è proprio... salti un gradino di terra Ok. di 20 centimetri. C'è una foto e c'è un 91. 91 gli anni di Cristo. Salve. Penso fosse neva. Però qualcuno stava fumando, quindi è accaduto tutto recentemente. Sì. Perché non penso... La porta è chiusa. Aspetta, ce l'abbiamo. Yeah. 91? No, allora. Fermi tutti. 1991. 1991. No. C'è un altro indizio forse in giro? Alex, Hey, Alex. conosci il codice You della work porta? here, right? You know any codes? Codes? There's a keypad in the staff room. I need the code. It's 38. Ok, 3891, ok. 38. You're breaking up. Look for the staff photo. 3891. At staff photo. Damn! He said 3-8 and something about a staff photo. Allora. Grazie mille al signor Alex.
38, 91. Ok, fatto. Locker room, esce qualcosina? Niente. C'è qualcosa dentro. C'è della polvere gialla. Da trozzo da sparo. Può essere combinata con le munizioni e i medikit. Vabbè. Anche con le munizioni. Era qualcosa che scintilla. Ah, ok, non l'avevo preso alla fine. Questa è la locandina di un album dei Blink 182. Ok. Ok, citazione. Oh, finalmente dei vestiti. A posto. Abbiamo anche il berrettino rosso che spicca tra gli Berrettini? zombie per farci notare. Oh, c'è una porta segreta. Vai verso la porta segreta in un ospedale con un'invasione degli zombie. Va. Ma vacci tranquilli. Ok, non si vede una beniamata minchia. Ci ho indovinato, allora ricordavo bene. Dai, mettete pure le citazioni. Che cazzo c'è qua sotto, mo? Ok, non possiamo manco più risalire adesso. Noi siamo al terzo piano. Allora, munizioni. Ah, non so solo 4 slot. Ah, abbiamo preso 2 slot perché ci siamo messi il giaccone e abbiamo 2 tasche in più. Vabbè. Ok, va bene. Però io mi voglio provare. Scusate, me lo combini con questo? Ah, e mi hai creato altre 2 munizioni. Ok. Va bene, gioco. Se gioca con queste regole, giochiamo con queste regole, non ci sono problemi. C'è dell'altro? Ok, andiamo fuori cosa c'è. È la Madonna. Perché devo andare nello skifol? Vai nello skifol. Bleh. Se assumiamo che, dando per certo che quel pezzo di carne che abbiamo portato vicino ai raggi X era l'inserviente, e noi siamo al terzo piano e ti ricordi che era la sala pediatrica? Tutti i bambini morti questi sono. Potrebbe. Sta diventando Poppy Playtime, sta diventando. Ma Ok. sta Poppy a casa sua, cortesemente. Poppy quando esce, perché ci dobbiamo capire il finale, per piacere, muoviti ad uscire. Oh bleh. Questo è diverso. Ok. Che ma che sono sti cosi? Dei polletti? Ehi, calmi. Calmi tutti. Calmi. Oh, no, ehi. Non ne hai preso quello sotto. Si devono attivare. No, stai rompendo i coglioni, sono troppi. Ragazzi, siete troppi. No, vai. Oh no, brutta, brutta cosa. Se sono irlandesi spara, gli pava, non mi sembra il Mi hanno caso. fatto spreca solo i colpi. Ha detto dovevo Lider correre. a 100 pelle. No, Lider, questa non è né trip né 100 pelle. Non penso. Mi hanno fatto solo consumare colpi perché bastava correre. Magari. Vabbè, quanto ne abbiamo adesso? Ah, triangolo mappa b'inventario. Ah, è pure comodo il sistema di... Non ci avevo fatto caso a sta cosa. Questo è proprio frattaglie. Mamma mia bella. C'è un altro inserviente. Ma tra l'altro così forse dovresti fare un attimo la pausa, dai. Sì, sì. Allora, aspettate un attimo, datemi 2 secondi e torno subito. Torniamo subito. Sta piacendo troppo sto gioco, il problema è che la demo mo finisce.
Ok. Fra devi darti, devi metterne uno epico. Bisogna come qualche ricompensa. Sì. Ci potrebbe stare. Allora, qui l'ascensore adesso è utilizzabile. Qui però non c'è nient'altro. A questo punto entriamo qua. Ritorni al primo piano? Sì. Ehi, tu non t'aprire all'improvviso e cacci fuori qualcosa e che succede un bordello, eh? Oh, attenzione. Ok, abbiamo passato le scale nel modo più... Anche perché qui c'è dello spazio. Cioè tu ti arrampichi qui sopra Ho e stavi da quest'altro lato, vabbè. con 300. Ma vediamo un po', bisogna vedere un po' qualche comando. Diciamo, mi libero un po' in questi giorni e vedo di pensare un pochettino ai comandi e ad aggiustare un po' il resto delle cose sul canale. Allora, hanno aperto la cripta a Saint Rock. Vediamo com'è collegata sta tomba, sta cripta con quello che sta succedendo qui. Bleh. Ok, corpi spezzati in giro. Un bevozzo. È rimasto un po' di Wensken. Merci beaucoup. No, i cadaveri. Salve. Le riflette? È uscito qualcosa da dentro gli zombie. Quindi lo zombie è solo uno stadio. Ok, questa è la cutscene finale. Hey! I can see you! Over here! Help me out! What? Wait! No, dai, non fai il pezzo di merda, dai. Can't just leave me here. Dai, hai ragione. Fai il pezzettino di... No, ha fatto il pezzettino di merda e se n'è andato. Sei stato molto cattivo. Sei stato molto cattivo, sei stato. E uno va giù. Occhio al... No, ci arriva l'inculata. Oh, c'è tutta la città. No, lascia zombie, zombie, non ci uccidere alla fine per piacere. No, si sta allargando la visuale, è finita. Oh Scappa. no. Oh no. Ho capito, come faccio? Sto col cappello rosso ma non lo vedo, è finita la demo. È finita la demo. Sì. Cioè sta. Sì. Tu verrai preso al day one e anche in versione premium se c'è. Premium Plus. Fai un trailerino finale, così una cosa, una chicchetta. Ok. Sicuro. Mm? Citofono. Hawk Creature. 100%. Oh, ecco qua. Vediamoci il trailer iniziale. Ecco qua, qui è dove l'abbiamo lasciato. Quindi si vede addirittura un altro personaggio, una ragazza. Ok, quindi non giochiamo con quel ragazzo, magari è stato fatto solo per la demo e poi lo ritroveremo nel gioco. Eccoci qua. Ha speso 2 protagonisti con le storie condivise. Doppio gioco, doppio divertimento. Phase 0. Tokyo Drift. Già wishlistato. Già da come vedi il primo trailer, già fatto. Eccolo qua, un piccolo cucciolo di schifo. No, quelli si evolveranno e diventeranno delle rotture di coglioni. Questi Quello giochi non può pochi ammo, lasciarlo, subito sì. solo armi bianche. Qua secondo me sarà proprio come i vecchi Resident Evil, solo poche armi, al massimo un oggetto di difesa melee, ma Un coltello, ma una cosa coltello di ragazzi. base penso che lo metteranno, qualcosa proprio Una se resti- mazzarella, una cosa per spaccare un po' capo. Però sei stato
Come no? Cosa Extra. abbiamo sbloccato? Trailer gallery. Ho letto Only Legs. E non capisco manco io che cosa. Vabbè, Ok. sono tutti gli Sono artworks. tutti i modelli. Vedi Only Legs fuori che cos'era? Only Legs. Phase 0. Ma si vedono solo le gambe dei personaggi. Aspetta. Aspetta. No, e tu mo se completi questa mi sblocchi qualche altra cosa. Io mo te la devo lasciare. Sì, difatti si vedono solo le gambe. Scusa, io devo arrivare a prendere il fucile. Aspetta, come lo vediamo il fucile? Aspetta. Allora, salta tutto perché tanto è identica. Perché? Perché sta cosa? Perché? Perché? Vabbè, va a prendere il fucile. Perché siamo in orario di principe, ma se Buonasera, quello. se rascio. Quello Allora. sta vedendo delle gambe. Allora, vieni di qua, prendi il fucile. No, ehi, non mi puoi mangiare. Mira. Allora, lasciamo proprio come se non ci fosse un domani. Ma poi devi riportare pure il tipo là dentro. Sì. Sì, vabbè, lo tanto mo si lascia, si fa in 5 minuti. Se mi faccio ammazzare però è un problema. Allora, questo è quello che ho, la keycard. Pure gli oggetti, spingi oggettino e via. Questo gioco è Phase Zero, quello è una demo al momento. Gli ho tolto la testa e mi hanno preso un'altra volta. Dai, mi hanno ucciso. Ok, però ci sono i checkpoint automatici, ok. Guarda, visto che noi qua dentro ci dobbiamo entrare più, arrivederci e tanti saluti. Carica. Ok, finiti tutti. Carica se non è un problema. Ok, keycard. Ok. Non c'è niente, vai avanti. Allora, questo lo skippiamo. Ok, qua non c'erano munizioni tranne che qui. Poi no, dai, sei cattivo, molto cattivo. Ok, questa qua pure l'abbiamo vista prima. Ok, scendiamo direttamente giù. Ora facciamoci tutto il cucuzzaro. No, senza consumare colpi possibilmente, Allora, andiamo qua. Anche il resto del corpo. Vabbè, quello è una modalità. No, è questa. una modalità secondaria che si è sbloccata e che abbiamo finito la demo. No, la lore di per sé abbiamo letto solo qualche documento per ora, quello, non abbiamo il quadro Sta succedendo completo. qualcosa in questa città. Lui si è svegliato qui e si è ritrovato con zombie che lo assalivano. Però nel trailer finale comunque ci ha fatto vedere che c'è anche un personaggio femminile, quindi saranno due storie che si alterneranno. L'unica cosa che abbiamo trovato è su un giornale, si parlava di una tomba che era stata esposta di recente, avevano aperto una cripta e quant'altro.
mi stanno facendo degli esperimenti o c'è qualche altro tipo di problema? Allora, medikit, curati un attimo, ricarica. Ok, andiamo prima in fondo qua, tanto è tutto chiuso. Fai cutscene. Però io adesso nella versione completa voglio anche la modalità solo tronco, senza gambe. Ok, spegnila. C'è il giro a 180? Assolutamente sì. Allora, questi, questo. Allora, entriamo da qua. Ruota del carrello. Spingo. Sono gambe potentissime. Sì, sono gambe fenomenali. Quindi mappa, che può servire. Cos'è questo a bordo? È una massa. Dovrebbe essere l'inserviente dei documenti che abbiamo letto in giro. No, vai giù e resta giù. Allora, c'erano un paio di munizioni di qua. Questo mi fai un pochettino la città da esplorare. Qualche posto più grande, tipo l'ospedale, un museo, una cosa a tema, e mi fai le zone belle grosse da esplorare con enigmi, chiavi e cose varie. Venduto. Ok, ci togliamo pure questi altri due da mezzo. Ok, se muori ci fai una cortesia, grazie mille. Vai. Oh no, altri zombie. Oh no. Ecco così. Dai che sono gli ultimi. E non abbiamo... Ah no, 2 colpi ci sono, dai. Ok, dove è qua? Dottore, vieni qua. Vieni qua, vieni più vicino. Bravissimo. Allora, il paziente è l'unica persona nella sala macchine? Sì. Ci sono oggetti metallici? Assolutamente no. Si sente bene? Tutto a posto. Quello, la massa, non c'è più. Che dentro c'era la leva che ci serve per andare avanti. Ok. Allora a sto punto si ritorna indietro, munizioni altro non c'è più, a parte che mo combattimenti non ci sono, perché è una strada fino al finale, quindi voglio vedere se almeno completandola così pure da qualcos'altro. Effettivamente non ho provato a scendere qua prima, ma penso sia chiuso. Più che chiuso, c'è qualcosa che non dovrebbe esserci. Facciamo finta che non c'è niente e andiamo avanti. Allora, mo era direttamente qua, qui ti curi. Poi si entra di qua, si guarda la porta. Oh, c'è un tastierino dove prendiamo il codice. Hello? Ce lo dà lui. Metà la prendiamo lì, metà la prendiamo là. 38,91 mi sembra che era. Ok. Qui c'è la polverina. Servono per forza le munizioni, quindi al momento la prendiamo. Ok, mo ti voglio vedere così come esci.
Ci siamo evoluti in pantaloni, Gianmarco. Pantaloni. Siamo diventati pantaloni, sì. E le scene sono anche skippabili. Allora, qui dobbiamo semplicemente correre. E per questo che non si può usare il microonde su Twitch. Anche per questo, quello... Diciamo, porta tutta una serie di problemi se utilizzi certi macchinari con oggetti metallici vicino. Allora, poi iniziano ad uscire gli schipiti. Vediamo se li posso evitare direttamente. No, via, via, via. No, andate via, andate via. Ok. Dai. Allora, tu entra dentro pure tu, ascensore. Che abbiamo fatto? Principe aspetta solo un paio di minuti, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, di qua. Questa è la cripta di cui stavamo parlando prima. Tutto il giro di qua. Porta principale. Si esce fuori. Ok, abbiamo finito. Mi dà vibes di un gioco che non ricordo. È Resident Evil, probabilmente quello. Quello è proprio basato sui classici Resident Evil. Meglio di così, no, cioè veramente non si può. Ci hanno provato in tanti, nessuno ci è riuscito. Chi in un modo, chi nell'altro degli ottimi risultati, però come ci sta riuscendo lui, mamma mia. Dai, 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 dai. Dai, dici qualcosa? No, non c'è altro. Ok, va bene. Va bene, allora lui è stato assoldato e quando uscirà la versione completa verrà preso proprio tranquillamente. Al momento non c'è data, dobbiamo un attimino aspettare. Allora, Gianma, sei pronto per lui? Sì. C'è lui. Allora. Che non so perché non mi carica mai l'icona. Tutte le icone, proprio la sua non si carica, non sappiamo per quale motivo. Allora. Ok. Allora, già è anche Marcone. Lui è tornato, ma non quello che pensavamo. Allora, io prima che iniziamo devo fare un attimo solo una prova, perdonatemi un attimo. Devo controllare un attimo una cosa, anzi due. Tu? Questo è bene. Questo è molto bene, Gianmarco. Questo è molto bene. Tu? Qua sta iniziando a degenerare la cosa. Secondo me è colpa della mano. Lui, il duce... No, Papa, non si stava parlando di quella persona. Ed è anche di Berlusconi quello. Non stava parlando di nessuno dei due. Allora. Dammi solo un piccolo... Ok, un piccolo cenno. No, non mi hai voluto dare un cenno. Va bene, ti provo dopo tranquillamente. Allora, mica tutte le notizie possono essere buone. No. Intanto deve capitare qualcuno un pochettino 118! Chiamate un po' 118. Allora, aveva ragione. no, non aveva ragione già. Cioè, è comunque un fattore... 118? 118? 118. L'ho detto. Avevo detto là. Allora, Gianmarco, qual è il piano per questa sera? Siamo si sta.
Quello di conquistare il mondo? Sempre da Noi ci qua. accontentiamo di conquistare blueprints e Ormai finire non so questo neanche gioco più che fare. maledetto. Così. Allora, noi prendiamo qua, apriamo qua. Casino fornace, non devi uscire adesso. Aspetta che scendo di sotto. Scendi quello. Facci sapere quando si scese. Ti facciamo trovare una tazzina di caffè. Un po' che pesa. Allora, Non si può fare un po' che pesa. a little of fish. Un po' che pesa. Allora, leva. Dove cazzo è lo spinottino per il cabinato? Mentre mangerò la mia cena. Ah, merendina. La merenda del semipalestrato. Anzi, questa è la merenda del farmacista. Brava, merenda del farmacista. No, la merenda del farmacista è fatta di una marea di monnezza che tutti i miei colleghi prendono e portano. Ah, mo ho fatto 3 crostate. Va bene. Se proprio Anche un brownie al cocco. Ma va se ci bene. sono, scusami. Ci ho portato le pizze. Va bene. Scusa, se c'è, E perché giù i vietarsi? canali non ti magna. Ma tutto insieme nello stesso divento piatto, obeso, un po' no, diventerò obeso. Ah, ok. Allora, Aspetta che 118. Ah, la signora. allora. Innanzitutto negozio. Prendiamo le scarpette che già dall'inizio ci aiutano un bel po'. 4 gemme, perché no? Un martellone, sì. Un altro paio di gemme per insaporire. Ok. Tu prima o poi verrai acceso. Non abbiamo capito come, più o meno. Allora, tu qui sei sprecato. Mettiamo a te qui. La cosa che dovremmo provare a fare, avendo culo, ma a noi non è che ci capita tanto spesso, mettere la torre dell'orologio e far passare il tempo, perché quella cosa si risolve solo così. Angolo colazione. Ok. Altro non c'è. Ah, Jamox, aspetta, noi ci dimenticavamo la nostra arma segreta, quella che ci farà vincere. Vabbè. Quella che ci dirà esattamente dove dobbiamo andare con una precisione chirurgica, Jamox. Con il tasto. Il problema è che il tasto, abbiamo capito che serve un tasto fisico da mettere nella stanza dei fusibili, ma non sappiamo dov'è quello. Non pervenuto. A questo punto li metto a te almeno su 2 dadi. Vediamo di far spawnare. Allora, volendo vedere la stanza torre dell'orologio, non c'ha qualche punto, deve soltanto uscire. Dovremmo vedere di cambiarla e farla un pochettino più. Quello eco non so che cosa dirti. Fino a mo' nessuno ci aveva detto niente, stai sentendo eco? C'è l'eco tra di noi? Non ho toccato niente. Spegni, fallo sta un secondo spento e poi lo riaccendi. Ah no, persone che si divertono. Più o meno. Quindi cagano cazzo, ma questo è un altro discorso. Allora, saliamo prima di qua. Adesso Queste no. ce le teniamo. Okay. Allora suca quello, stai zitto. Ogni Le volta. lettere. Sempre tu che devi fare bordello. Mamma mia, quello. È carattere. Camma È fa. carattere. Ma è sempisse. Ragazzi, intraprendete che è arrivato anche prima del previsto stasera. Strano. Noi ci Strano. stavo facendo caso a sta cosa. Di solito lo aspettiamo sempre verso l'1-10, meno un quarto. Io stavo pensando di lasciarti le chiavi del canale, in modo tale che quando arrivavi la sera chiudevi tu, Ma tutto a posto. non frega niente a nessuno. Quello tu devi sempre sucare, però sta cosa non te la devi dimenticare. Quello è il concetto principale. Capì? Cioè, poi questi qua giù stanno facendo versi, cose. Voi non fateci No, non mi caso. preoccupare. Sono versi. A tutti capita di farli. Allora, recuperiamo la stanza in basso. Andiamo qua. Prendiamo qua.
Non c'è Signor altro. Jambox, le ricordo che quello che va al bordello è lei. Io non frequento alcun tipo di bordello. Le case Se chiuse al hai- momento sono illegali. Sono chiuse, quindi sono nel vero chiuse. senso della parola. Se dovessero riaprirle sarò in prima fila. Questo è poco ma sicuro. E nel dubbio suca. Quello devi sucare sempre e solo tu. Te lo ricordo, sempre per ribadirlo. Ok? Allora, 3 monetine a terra. Dacci qualcosa con le mele, per piacere. Meno 91, no. Siamo alle bedroom, completiamoci. Che lì magari ci possono essere degli indizi per le cassaforti. Quindi bedroom a votabraccio. Una già l'abbiamo messa, quindi mettendone altre andiamo un attimino meglio. La stanza patronale. Ah, mi visti giù. Guarda, tu saresti in posizione perfetta così. Però Puoi i blocchi la ranno. Quello è il punto. Se lo vuoi provare, vale la pena per me come tentativo. Però è a discrezione tua, lo zio. Dobbiamo vedere se ci capita la stessa cosa sopra per la fornace. Sopra, sì. L'unica cosa è che più in alto lo andiamo a fare, più è probabile che ci vogliano gemme per aprire stanze e cose. I know. Allora, Jamox. Io farei un attentato alla vita del boss. Godo che ti ha bloccato qualche messaggio, quello. Aspetta. Godo fortemente. Suca. È normale che Ecco ti qua. blocca, sei un Posso. demente. È normale. Ah, ma no, tocca a me. Prego. Allora. Aspetta, io intanto mi faccio un attimo una cosa qua, ottimizzo. Ok, allora. 10 dovrebbe essere 12. 19. Qua. Poi facciamo in quest'altro modo. Sedici. Ok. Non l'hai premuto così. 16? Sì. Ah, ok. Perdono. Ah, è che c'è il doppio clic per selezionare la finestra. Ci avevo fatto allora. Oh signore. Facciamo. Cinque. Sfidanken. Buone notizie sia a destra che a sinistra. Gianmarco, sì, vai così. Usa la chat perché sennò sei scritto. Ah sì, è vero, aspetta. Allora, te li faccio fare, ti metto qua così. Ecco qua. Nome generico più botto. Non è quel bocchinaro. Ecco qua. Dai. Quello. Guarda, l'osservatorio entra qua proprio al bacio. Una bellezza. Ah, sta venendo una bella casetta, Una casetta in Canada. Allora, 32 punti. Allora, tu sì, tu no, ci fai anche un po' schifo. Tu potevi uscire prima. Ma quello in realtà è utile se vogliamo fare freezer e fornace. Che quello ci fa uscire più dead end. Senza soffitto e senza cucina. Molto bene. Ok, vai. Ah, trasto. Facciamo a riuscire. Sembra quello il problema.
che poi escono all'oggi della servitù e tu ti Però spareresti questa è in bocca. un'altra camera da letto e ci Sì, sì, appare sì. una lettera di là. Sì. Noi possiamo anche eventualmente prevedere di mettere qualche altra cosa di qua. È una lettera, è stata recapitata. Sotto 4 chiavi, visto che dobbiamo girare, va bene così. Qua abbiamo risolto tutto. C'è la palonza. C'è la palonza. Ok. Avevo una casa piccolina in Canada. Con Ok, risorse per salire ce ne abbiamo comunque. Tutte le ragazze che passavano. A questo punto dobbiamo andare solo di qua e innanzitutto provare a salire. E il gioco già ci ha chiuso la rampa. Non possiamo salire. Ah, se ci fosse lui sarebbe tutto più facile. No, quello evitiamo di pensare a determinate figure storiche. A sto punto mettiamo questo e ci guadagniamo 2 stelle domani. Partivano anche i treni in orario quando c'era quella persona. Poi succedeva tutt'altro anche in altre situazioni. Che Però l'hanno fatto? no, ho sbagliato Che io. cattivo che sei, sono sempre io cattivo. Vabbè, Gianmarco, è sempre colpa tua, Gianmarco. sì, immagino. Sei nervosito, voglio, mi sei nervosito. Sì, mi hanno dato un po' di fastidio. No, no. Mi dispiace, no, quando ci vuole ci vuole. No, ma Gianmarco. ti chiamata moglie, ma No, non mi sembra il caso, Gianmarco. non vuoi farti carriare da Allora. Francesco? Magari, Francesco non è ancora tornato per il momento, noi lo aspettiamo a braccia aperte, Francescone terzo da Velletri. Altra camera da letto e mettiamo un'altra lettera. Se è libero e vede che stiamo facendo Ottimo. blueprints apparirà. Almeno sono 2 lettere che possiamo controllare. Ed è uscita la fornace. Quale modo migliore per chiudere se non mettendo lei? Hai Allora, appena detto che non lo vuoi, no? E io non mi riferivo a Francesco terzo da Velletri, quello, io mi riferivo a una figura storica. io direi più mitologica, Che metà tu- uomo, metà sgrombel. No, lui si riferiva a qualcuno di un determinato periodo storico, ma mo fa lo gnorri. No, quello no, non sta cambiando argomento per depistare le indagini. Ma siccome quello è un piccolo pimpo sporco di latte, perché ricordiamo che quello ha Tanto per citare 9 Maurizio anni e Mosca, mezzo. già la polizia di Twitch si è mossa e ti stanno venendo a prendere a casa. A chi da pensavo questo- io quello, vabbè. Allora, a vabbè. questo punto dormiamo qui. Facciamo gli gnorri, dai, facciamo gli gnorri. Almeno su altre 2 stelle che abbiamo recuperato. Allora, Rans 118. 118. 118. è Cioè, quello andata. c'è veramente un omertoso, cioè c'è veramente poco da fare. Chiamate un po' 118. Allora. Oh, tu così ti chiudi. Io ho 7 anni. Nuovo Ecco giorno. qua. Ma guarda te questo che sì, mo rievoco io. Va bene, Ma è quello. colpa sua. Va bene, Poi sei quello. andato a finire, capito? No, è quello, tu dovevi fare l'avvocato delle cause perse. Cioè, saresti stato veramente perfetto. Aia. Anzi, se vuole fare l'avvocato, ma ci vuole andare piano, può fare l'avvocato. In momenti come questi, no? Cosa vuoi dire? Ho detto. Pensi alla tua vita, alle scelte che hai fatto e dici va bene così, va bene così. Poteva andare diversamente, sì, però va bene così. No, non ti preoccupare, quello, non ho bisogno di un avvocato, che c'è una mia carissima amica, una Quindi carissima un'altra amica, volta avvocato per piacere, che mi è piaciuto il suo, no? non voglio un avvocato, Ecco. c'è una mia carissima amica che io ho sempre azzeccato e sfottuto durante tutte le mie vacanze assieme a un altro mio amico che è diventata magistrato. Quindi io gli ho detto un giorno io mi troverò davanti a lei in manette per qualche motivo e lei lì mi punirà. Quindi io già Eccoci sono qua. fottuto. Eccoci qua. Fatto. Sono già fottuto. Te l'avevo detto che sarebbe successo. Sono già fottuto. Vedi tu a fare il Allora. deficiente con gli amici tutta la vita, poi che cosa succede? Che diventano magistrati e ti inculano. E così va. Allora, laboratorio, sì.
Allora, esperimento. Ogni volta che mangi una mela. Personare un filosofo del XXI secolo, oh ma che sbono, dopo questo trovati un lavoro. Chi è questo filosofo? Desboro è qualcosa di veneto, sarà. Quindi mo non saprei, forse il Masseo, non lo so. Fratello potentissimo. Allora, di qua tutto a posto. Allora. Di qua ancora niente, procediamo per strati, vediamo un attimo. Camera da letto. E non blocchiamo il tutto. Allora, Borsalino. Quello è il corridoio da dove siamo venuti. Proviamo a vedere di qua. Poi ho la sensazione che la stanza dell'orologio appaia di più a destra, perché da fuori si vede che sta a destra. Gianmarco, amico delle guardie. Gianmarco, sei un amico delle guardie. Ma se io che sia una guardia in incognito, ho appena detto che come mi troverò davanti a un giudice che sarò fottuto, sono amico delle guardie. Magari sei sotto copertura, magari sei un collega. Ma no, questa mia amica me l'ha detto proprio, te la farò pagare. E ho detto va bene, hai vinto tu alla fine. Io che devo fare? Io manco vendo farmaci, io metto a posto farmaci. Cioè, che posso fare più? Di qua chiudi là col magazzino e ci prendiamo le cose. Ci serve urgentemente la pala, che abbiamo cose da scavare con la pala. Poi in parte è anche vero, perché uno dei miei più grandi amici è un carabiniere, il migliore amico di mio padre è un carabiniere. Vedi come inizia, vedi il giretto, come sta uscendo fuori, vedi? Vedi? Il fidanzato di mia cugina è un poliziotto. 2 più 2. Grazie per il follow. Basi Streamer, grazie mille e benvenuto. Non siete sufficientemente acculturati per comprendere codesta altissima espressione. È successo un suono che non abbiamo mai sentito, attenzione, aspetta. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Abbiamo fatto un obiettivo. Va bene, va bene. Io sospetto di una cosa, che è la stessa cosa che forse sospetta anche Gianmarco. Aspetta, ti faccio vedere una cosa. Aspetta. Il solito. Ah, Va sì, bene, ok, va no, bene. non riesco a leggere da così lontano. Va bene. Lanciamo il solito messaggio. Basil, se sei reale, if you are real, say something. Questo è terrorismo psicologico. Non ci sta, me ne renderò conto alle autorità. Quello stai attento, perché io ho poteri ovunque, veramente ovunque. Lui fa parte dei poteri forti. Questa cosa non l'avete. Ma secondo me perché faccio le live con lui tutte le sere? Per protezione. Sono un camorrista, protezione. Protezione, punto generale, tipo bodyguard. Quindi in parte è vero che molte persone a me vicine sono guardie, e quello era un altro fatto. Capita. Allora, La Camova. Non siamo facenti parte No. di gruppi l'ultima volta che ho controllato non era così. camorristici, no, quello. Non ne facciamo parte. Noi ci Controllo dissociamo. tutte le mattine per sicurezza, perché poi finora tutto bene. Quello devi disdire servi tu? l'abbonamento. Devi ricordare di fare la disdetta, che quello fai in automatico. ok. Sì. C'è un quadro qua dietro, tacci tu. Allora, il grande libro dei corridoi. Trozzi. A noi ci serve la spaletta che si trova qui in mezzo. Na 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 na. Na, Na 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 na. Eccola qua, a posto. Noi dobbiamo fare sempre grande martello potenziato di nuovo, eh? Ora ci vuole il canile. Sì. Ok. Allora, a sto punto ci abbiamo un pochettino di mobilità.
Guarda, mettiamo te che abbiamo anche il martellone. Ci sono 2 casse qua. 1 e 2. E già questo è cosa buona e giusta. Ci sono 2 coccodrilli ed un orango 2 dadi. scranzo, 2 piccoli rignoffa. Io devo forzare Comunque la non torre ci sta che dell'orologio. non posso qui. venire a menarvi perché avete un esercito che vi para il culo e un po' deve meno. Quello non è solo il fatto dell'esercito, è il fatto che io ti prendo e ti rivolto come un calzino quello. Tu scendi qua nella mia città, io ti ribalto quello, c'ho il potere del territorio, capisci? Se io vengo a casa tua, fatto un'altra volta, Sì. No, questa volta ci ha no, fatto la chiave crollato e argentata. basta, vabbè. Sei 12 troppo cavi. vecchio. Quello io ho solamente una decina d'anni in più a te, non ne ho 50, Non c'è tanta differenza. 27. Ma poi conta uno come si sente dentro. E oggi tipo mi sento un ottantenne perché è stata una giornata bella piena. Enzo ce ne ha solo 70. Cioè, Dipende dalle circostanze. Ogni giorno me ne sento 18 Allora, e faccio cose impossibili. dopo che L'altro metti la stanza, prima di uscire fammi vedere una cosa. Mettiti la stanza innanzitutto. ok. Perché mi era uscito un Reels che, ringraziando la Madonna, non ho visto di Blue Prince, Vediamoci questo. che però si soffermava, vai di qua, sul quadro. Quello dietro, scusami, quello che sta proprio sul poggia quadri, dietro di te, al centro della stanza. Questo qua. Si vedeva qui che è aperto. Ok. Questo Ok, era l'indizio. era questo? Sì, sì. Da qui vedi l'indizio per aprirtelo. Rango 8. Armeria, ottimo. È forte. Non ci abbiamo un euro, però. Beh, già, ma dettagli. Dettagli. Aglia non è andata. Perché il bot mi censura? Godo quello, io godo Aspetta, ripetutamente quando succede questa cosa. Fottuto nel culo. Vai. Ti hanno fottuto nel culo? O a me? Ecco qua, corretto. Sto punto attico qua. No, aspetta. Osservatorio. Non siamo in Corea del Nord. No, infatti no. Tra l'altro non so se hai sentito questa notizia, lo zi. In Corea del Nord, se provi a scrivere in una chat o come messaggio Corea del Sud, ti esce scritto stato fantoccio come suggerimento dal correttore. Vabbè. Bello, devo dire la verità. Teniamoci tranquilli Sì, e non sì, facciamo sì. casini e bordello. Sempre belle queste cose. Secondo me ci prende gusto. Io godo quello che continua a bloccarti i messaggi e spero che prima o poi ti blocchi automaticamente tutto. Proprio tutto. Allora, noi qui abbiamo metà del codice 03. 03 ce l'abbiamo, Gianmarco. Sono stanco, Enzo. Non ne posso più. Visto che è un po' che non facciamo Beh, questo. spreada bene, spreada bene. Ecco qua. Ok. E tu hai fatto spawnare un po' di soldini ovunque. Noi ti apriamo perché giustamente traduzione crea. Poi via di account crea, fantoccio. scusate. Non ti preoccupare, quello. Noi prenderemo il bot e gli diremo Eccola fanno qua. anche questo. Ok, questa ma iniziamola a mettere. Eh. Allora, noi C'avevamo possiamo il timer fare una forte. cosa. Mo lo puoi sfruttare. C'hai uno di tutto, sia di chiavi che di gemme. Quindi puoi sfruttarlo. E difatti, mo che lo possiamo sfruttare non Ah, c'è. che culo, quindi back to back ci è uscito a culo. C'è uscita 2 volte. Allora, il piano è semplice. Già, qui qualcosa succede. Qual è quello? 1, 2 e 3 sono fermi alla stessa ora e questi si stanno muovendo. Questo qui è fermo alla stessa ora. Sì, vabbè, vediamo. Noi mo continuiamo ad esplorare perché ci vuole un bel po'. Sì, aspetta e spera. Quello, tu ricorda sempre che mi basta un tasto per bloccare qualunque tua attività. Che ore sono? 05, ok, ma ce la giochiamo così. Con calma, tranquillità, No, facciamo va, passare lascia qua, fallo un proprio. bel po' di tempo qui. Tanto penso che non c'è bisogno che torni preciso a quando succede. No, io penso che a un certo momento, attiva. tipo come quando tu quando metti il canile, quando sblocchi una stanza, lo scavi a terra, qua all'improvviso sentiremo sì. Magari sì, un rintocco. Allora, noi mo comunque abbiamo un pochino di soldi in Qua giro. ci serve qualche lettera, lo zi. Nell'ufficio. No, lo zi, guarda. Ci manca la lettera dell'ufficio, aspetta. Fammela mettere.
Aspetta. Almeno capiamo che cazzo è. Allora, aspetta, ce l'abbiamo scritto Allora, questo è vicino. grain. Questo è width Ah, width e 8, quindi W. W. If we count, Ok. if we count gates, cancel, forse 8 stall gates. crack 8 zips. Non capisco niente cosa voglia dire tradotto. Se contiamo i cancelli bloccati, gli 8 punti, cracca le 8 cassaforti. Dobbiamo completare i trigger grossi questi qua. No, questi sì. I gates e sono gli 8 portali sotto. I gates, porta, stanza, Sì. rosone, a posto. I punti 8 nella dots, stanza. crack 8 zips, le cassaforti. Completi quello e hai, capisci come andare A me avanti. bastano 17 tasti per venirvi a macinare i maroni ancora. Perché 17 tasti? Che 17 tasti? Come mai proprio Cioè, 17? il codice della carta? Ma Quindi- fanne un uso migliore. Bagniamo dici, direttamente lì. vieni qua, poi le prendi pure, capi? È un peccato. Lascia stare, leva occasione. Altre 2 monetine a terra, perché no? Vedi un poco tu, c'è uno che sta studiando le tabelline, deve venire a Ma fare... lascia stare, è un fatto un po' caratteriale. Io non ce la Lascia faccio stare. più. Questi bambini di oggi... Gli vogliamo bene anche così. Veramente, Tu mo giustamente No, esci esci di come Condino se nulla perché sei fosse, proprio oh. figlio di Fai bottana. Tana? Lo zio, il male minore. No, è il No. male il Katzen perché... questo è brutto. Golba. No, aspetta. Possiamo andarcene per il corridoio e noi comunque abbiamo ancora tutta la zona qua aperta. Sì. E metti la sauna allora. E comunque partire con Che altre cose. faceva la sauna? Si fa Domani partire inizi con con 20 20 passetti. passetti. Qualche gemmal. Ah, la mascherina. Mascherina. Però dice che c'è dell'altro, aspetta. Sbrodolo, monetina. Allora, di qua abbiamo fatto tutto, di là non possiamo andare, possiamo provare al corridoio. C'era la keycard qui sopra, non l'avevamo vista proprio. Che ridere. L'ilarità. Il giubilo. Il giubilo. Il simpatico scherzo. L'armeria. L'armeria. L'armeria La senza... cucina. L'armeria senza soldi, pure interessante. Allora, l'armeria. Vediamo che cosa ci esce. Al Però momento sono sempre gli stessi. Ma scusami, Francesconi ci ha preso in giro. Allora, dobbiamo arrivare a 32, Giamma. Dobbiamo arrivare a 32. Sì. Dobbiamo arrivare a Quindi 32. si può arrivare letteralmente a cancellare tutti i costi Giamma, in le gemme. stanze e le cose, più cose fai dentro, più oggetti ti sbloccano in giro. Quindi mo più la usiamo, più No, ci fa dico, fare i possiamo oggetti. togliere tutti i costi di gemme di tutte le stanze allora. Sì. Perché no? E le gemme bacche servono. Lascia stare. Ma un cazzo. Lascia stare. Ce le convertiamo tutte in chiavi. Le utilizziamo per altre cose. L'ilarità, esattamente. Sì, c'è un oggetto, lascia, noi semplicemente l'abbiamo fatto ieri. Noi vediamo che questa stanza... Ecco, faccio la prova così, guarda. Ci capi proprio subito dove sei. Questa costa 5 gemme, nel momento in cui compriamo lascia, ci appare in basso a destra, noi la possiamo utilizzare e per questa stanza sparisce il costo in gemme. Già l'abbiamo fatto con questo, con l'attico, e difatti ci dice tagliate. Mo la prova è, se la usiamo 2 volte resta a tutti e 2 o si toglie a questo e torna a Sarebbe quello. una bella inculata, devo dire la verità. Sarebbe Allora una là bella ce la inculata. studiamo un attimo, vediamo E quali là sono scegliamo- le opzioni sì. e mettiamo la scelta. Scegliamo una, poi quando ci capita la switchiamo se vogliamo fare. Allora, stanze meccaniche ne ho messe una. Per forza questo e spera che esce almeno una porta di là. Una di là. No, i collegamenti si sono messi tutti e 2. Ok. Andiamo di qua. Vaffanciulo. A sto punto bloccato per bloccato. Senti la Fornace? Sì, già ma a sto punto. Vedo se riesco a fare mo il giro da dietro. Magari ci riesce pure sta cosa. Capi giustizia. No, là Così dentro, stanno flop, là ragazzi, dentro no. c'è un flop. C'è un flop. Poi magari c'è un cerchio unico pure. Magari un regalo enorme. Se ci entri proprio a Ma sono tutte fagiolo. gemme però. Sì, Ci ha messo d'accordo. ci serve il canile, manco c'è uscito, quella è la sfortuna.
Il kernel. Oh, gemma Allora, qua. almeno una gemmina qua. Pure una chiave, sempre buona. La cappella, La cappella e non se ne parla più. proprio cappella, proprio scappella. The Chapels. Niente. L'esperimento che avevo messo ogni volta che mangio una mela. Oddio, se torniamo all'ingresso per fare l'altro lato, se mangiamo No. le mele si sporca fuori. Sì, Visto che appaiono più buche, ne escono di più, cioè c'è una bella rassettata. una bella raspata. Tanto una già l'ha fatto che prima ha dato l'esperimento. Ma un tolli. Sì, che tanto a sto punto. Ammonizione. Tu c'hai dell'altro? No. Sto iniziando a diventare esigente però, principe, Sala ovest. Ci abbiamo un'altra chance. Dai, facci sto regalo, facci togliere sto sfizio. Allora, guarda, già mo questo super più, io direi di giocarcela così. Palestra. Per forza così. Fa niente. Non andiamo subito a destra. Ok. Vediamo prima di trovare qualche dado. Vabbè. Ci lasciamo questa lì e al limite proviamo un attimo con i dati. Vai. Se il gioco ce lo consente. Chiaramente solo le chiavi, Quelle che stanno per finire? Sì. Ah, dici quelle? Quella è là. Ah, vabbè. Perché il lockpick non sta lockpickando. Hanno dato la versione difettosa. Qualcosa qui? Ci sono i soldi. Ah, e i pagamenti. Già che non l'abbiamo mai visto effettivamente. In tutte le stanze dello staff lui dava i soldi. Questi qua non li abbiamo mai effettivamente presi. Ci hai rotto i coglioni però, La lavanderia non è male se vogliamo fare una... Però aspetta. Ah no, qua siamo proprio fottuti malamente, lo zio. Gli archivi però rischiamo di fotterci la possibilità buona per il freezer. Però ci chiudiamo tutto. Al massimo possiamo fare un'altra cosa. Vai a cuore. Vai a cuore. Andare a cuore, devo mettere gli archivi. Vai. No, tu ci fai entrare giusto giusto. Ci mettiamo un'altra stanza. Toh. Grazie. Non c'è altro. Tu qui si attiverà poi il gioco, quello che compri nel negozio. No, quello va nel cabinato, lo zio. No, quella è la cartuccia proprio da console. Da console. Col cabinet tu lo sblocchi. Forse una volta che lo sblocchi dici, di là ti sblocchi la versione qua. Ci può Che stare. quello richiederà monete per giocare. Sta bevendo il cricione. Dice che tu non c'è niente di extra. C'è anche due lettini, guarda. Non so come dorma nel letto. Forse ce n'era un altro. È scappato? O è morto. O è morto, molto probabilmente. Allora. Sembra un cazzo. Allora, questo è quello a fianco ancora. A sto punto. Ma riesce qui qualcosa? Niente. Può pure morire. Aspetta, però qua noi potevamo fare un... Gemme in soldi. Puoi fare... Sì. No, Gianmarco, ho fatto grande errore. Che volevi Gianmarcone. Vabbè, ma teniamoci così, poi vediamo di risolvere. E dobbiamo comprarci l'ascia prima che ce ne andiamo. Allora, lo facciamo in questo modo qua. Qui lasciamo la situazione in sospeso. Ci esploriamo tutta la parte sud un attimo, che possiamo mettere altre stanze e vediamo un attimino. Però c'hai 36 gemme. Lo zio, però occhio alle chiavi. La devo rischiare. È andata. Vabbè, ce la siamo tolti da mezzo. Sì. Ma poi sta stanza capito a che serve. Di qua noi possiamo andare. Sbrodolini, sbrodoletti. A sto punto butta dentro. E tu ci sei entrata proprio a fagiolo. Era per forza. O lei o il volto.
Non ti rischiare quelli archiviati, che se esce il freezer ti ammazzo. Questo lo dobbiamo mettere. Questo è bloccato. Questo però ci dà dei soldi. Se vuoi. E possiamo fare così. Allora, prendi soldo. Minchia, 20. Sta accumulando sempre più soldi prendiamo. Vuoi gamba? Fai piccola. Sono sordi, esatto. Fai piccola. Verde. 2 gemme. Vabbè. Vabbè, Ci vinco, vinto soldi. No, ci conviene per il piano che stavo facendo. Ah. Allora, dobbiamo far passare il tempo per vedere là se finisce. Allora, torniamo indietro. Ci facciamo. No, punto esclamativo, facciamo. bet non c'è quello. Non siamo quel tipo di canale con le bet e queste cose qua. Per non andare troppo indietro, facciamo così. Vediamo prima com'è la situazione e poi decidiamo. Volevo tornare nella lavanderia, invertire di nuovo soldi e cose, così da avere 10 gemme e una ventina di soldi, 30 soldi. Come no? Così potevamo avvicinarci a prendere l'ascia e toglievamo un'altra cosa. Le chiavi. Allora, aspetta, ecco, stavo perdendo. Di qua. No, quello non facciamo bet, non siamo un canale qualcosa. scommesse, quello. Non c'ha scritto SNAI in testa, Enzo. No, al massimo facciamo qualcosina. Facciamo scommesse Così, fra per di noi, divertimento. ma è un sondaggio. Per gioco, per sollazzo. È una bet, ma non quel tipo di bet là. No, ragazzi, sono finiti in mezzo a serie di bet eccessivamente Magno lui. profonde e che vi fanno perdere tanti soldi. Non conviene, ragazzi. Avete pensato tutto funziona a culo. Se l'avete in quel momento che vi esce quello che vi serve, va bene. Se no avete buttato tempo e soldi. A sto punto a te avevamo rimasto qui dall'inizio. Buono. Ed è buono. Buono. Ci abbiamo mo l'altro lato di qua Ma da fare. ho un dubbio. Ma qual è il tuo dubbio? Prego. Sei I dubbioso dubbi. sulle nostre affermazioni? I dubbi. Cucina, per forza. E noi ci togliamo carte e siamo un poco tranquillo. Allora, lo gradisco. Hai dubbi sulle nostre affermazioni? Puoi sucarlo quello. Ci può stare. Puoi proprio sucarlo. Noi amorevolmente frega sgrondel. Metti E lo Gianmarco ti spogliatoio dice suca. Ecco, vedi? Come Suca. tutto assume un senso logico. Suca alla fine. proprio. Per non sprecare chiavi, ti voglio bene. No, parliamo di te. Perché voglio fare solo un'altra Tu sei prova. ludopatico, lo so. Sei pazzo. Stai prendendo il portugallo. Sì, era questo, aspetta. Era Era questo. Però non so se c'è sempre. Infatti no. Ok. Allora. Quello, per piacere, fai punto esclamativo clip. Suca. Quello il problema è che noi te lo diciamo in due, quindi sucherai sempre di più tu. Capì? Ok, grazie. Troppo sei sfortunato. Ok, io domani ti faccio vedere la clip. Dico, non l'abbiamo messo, no. Sì, mamma, da mangi bruciato. Allora, insomma, è il momento della verità. Oggi strappiamo sto cerotti, C'è qualcosa. chiava. Ok. Allora, un po' di tempo lo stiamo perdendo. Andiamo a dare un'occhiata. Ma dobbiamo tornarcene di qua. Mamma mia, che amarezza questo gioco, veramente. No, già, ma stiamo facendo Che passi avanti. amarezza, che amarezza. È tranquillo. È pure morto il poverino, no? Male che vada, se non esce niente lì, già ma Quello, il fatto che tu valga per 3 Facciamo la purtroppo lettera. non è consentita questa cosa. Perché chi fa da sé fa per 3. ognuno vale 1. E allora se chi fa da sé fa per 3 vale per tutti, anche io valgo 3, anche Enzo vale 3, noi siamo a 6. 6 persone che votano la tua sucata. C'è dell'altro? Per forza. Quanta monetina qua? Qua non serve manco più vedere di fare il cambio di nuovo con le monetine. A sto punto, tanto abbiamo risolto. A sto punto, andiamo qua. Quello mi cadi sulle basi. Il diritto di voto è singolo.
Quindi c'è una scheda, chi deve sucare quello, Quello. Enzo o Gianmarco? Quello, Tutti io quanti voto quello. votano. Io voto quello. Siccome tutti votano, noi abbiamo 6 voti e tu ne hai 3. Va così. Non c'è via di fuga purtroppo quello per te. Va così. Allora, signor Jammox, dove togliamo? È un'altra costosa, lo zio. Se dobbiamo andare per logica, proviamo un'altra costosa. Questi è unusual. Vediamo se si toglie sull'altra, vai. Spara. Solo che non ho capito con quale pulsante attivarla da pad. Ah. Aspetta, LB. C'era scritto in LB basso a c'era sinistra, scritto? si guarda. Ah, ok, ok. No, per... L'ho fatta allarme, mi sono confuso io. Sei Vabbè. troppo andato. Vedi se l'ha tolta sulla la cosa là, però? Errore mio. No, meno male. Questa è sprecata, però vabbè. Colpa mia, non. Stavo un attimo riflettendo su una cosa, effettivamente. Allora, noi ci pentiamo piano piano. La combo perfetta sarebbe tutte le stanze. Zero, zero. costellazione, 50% di sconto. Sì. Ascia a 16. Sì. 16 li facciamo facilmente in Sì, ogni ce l'abbiamo run. di partenza. Diciamo che abbiamo un obiettivo fisso per tutte le run. Sì. Arrivare Sì. all'8ª zona E trovare l'armeria. Sì. e Sì. metterci questa. Che è veramente forte. Veramente, veramente forte quest'arma. Allora, Jammox, io ti propongo... No, l'alternativa non la possiamo fare che... Jammox, c'è l'alternativa. Che alternativa tieni? Aspetta. Vai, tranquillo. Ti ricordi i cosi per la scacchiera? Allora, aspetta, mettiamo il sito. Ti mancano, se però sicuro 2 cose ti mancano. Pezzi, scacchi, blueprints. Perché Perché se c'è, finiamo, che volevi fare? andiamo giù, li rimettiamo sulla scacchiera, Sì. cambiamo il pedone e ci mettiamo fisso qui. Tanto alla fine usiamo solo questo. Sì. Però il pedone Ok, non lo facciamo. Okay. Ma comunque ci mancano sicuramente un paio di stanze. No, ma poi alla fine dobbiamo tornare comunque all'8º livello per attivare. Scritto no, voi vi siete alleati per farmi misurare. Ma se non mi dite più così. Non c'è stata un'alleanza. Dato che siete in da un valore di 2 sono in no, purtroppo questa cosa non funziona così. No. Andando ai voti non conta un cazzo l'alleanza, quello, perché ognuno vota per sé. Lui ha scelto democraticamente, io ho scelto democraticamente. Essendo che lui comunque è giovane, mo sta facendo le tabelline, queste cose non le sa ancora. Non ti preoccupare, quello un giorno quando arriverai col tempo, le cose arrivano alle col medie, tempo. ce la farai. Allora, almeno abbiamo messo giustamente l'ultima stanza, no? Voti di questi anni, quello. Io sono un deficiente che non conveniva mettere questa. Scuse, vabbè, quello. Poi un giorno capirai quando studierai queste cose come funzionano. Ma vaffanculo. Trozzo. Allora. Abbiamo di nuovo subito il trozzo. Allora. Un cazzo, niente purtroppo quello. No, vabbè, un paio di cose comunque lascia fare. Anche se poco. Goditi però questi tempi, quello, perché poi quando inizierà solo il lavoro, spero mi venga la malaria. Speriamo la malaria, no, quella è una brutta morte, la malaria. Perché ti deve venire una cosa del genere? È un po' di cagotto. Quello standard. C'è una morte dolorosa. No, ma perché sei simpatico. Sarei anche attraente e belloccio, quindi va bene così, perché ti deve venire la malaria. Perché? Ma non ti preoccupare, Allora, ti spunteranno anche i denti quelli da adulto. Torre dell'orologio. Quindi a piccoli step di là, si cresce insieme. Preferisco andare a lavorare. Quello ne riparliamo quando succederà questa cosa. Ne riparliamo. Preferisco non lavorare. Ne riparliamo quello. Poi può essere che farai qualcosa che ti piace molto e non ti peserà, te lo auguro. L'unico consiglio che ti possiamo dare noi: conta la tasca, conta quello che ti serve, ma fai qualcosa che ti piace. Che sennò, no, se no butti soltanto il sangue, perché pure dove ti piace ci sarà sempre qualche poi la crescita si blocca. Quello, nessuno ti ha detto devi venire qua, tu sei venuto di qua a spunte. Tu sei venuto col sommo, il sommo ti ha detto vedete il mio amico, tu sei rimasto, mo cazzi tua. Scusa. Ti è piaciuto quello che hai visto? Se rimani vuol dire che ti piace. A questo punto suca.
Allora, orologio, tu ci devi fare un attimo capire. A castaia. Mamma mia. Quando manca ancora? Ci vuole ancora un Non po'. tantissimo. Ci vuole un'altra ora praticamente. No, vabbè, ma non è in tempo reale. Già... Di gioco quando È è? in tempo reale, forse. Oh mio Dio, ma dobbiamo stare veramente... Io non voglio andare a leggere la soluzione, ma quando si allineano gli orologi, qualcosa succede. Cioè, ma... Per forza. No, stanno a secondi proprio, così sì. Stanno a secondi. E devo lasciare una run accesa 2 ore e mezza. Tu ma dove devi arrivare? Perdonami. Alle... No, noi abbiamo fatto tutto. no, Noi dobbiamo l'orologio, la arrivare lancetta, come sta? qua. Ok, no, devi arrivare dopo l'una. Ma che stai? Devi arrivare dopo l'una, un'ora. Potevo rimanere dal maestro, sai come stavo bene adesso? Quello, scusa, rimane Ma- ma che vuoi? Ma perché devi... Ma se... Ma scusa, Ah, ma ho è detto voluto prima. rimanere lui, ma chi ti ha costretto? Tanto abbiamo gente buona come Reagan. Pure ogni tanto si ustiona, amore, poi appare, poi rutta, No, si ma caga perché addosso. dovete morire e passare dei qua? C'è modo di farlo andare più Ma veloce? quindi va su quello. La vedi un poco tu, guarda. E si Ci vuole muove. qualche altro minuto, John, perché quello è partito da qua. Che alla fine i minuti si muovono come i secondi. E questi sono i minuti, perché questo non è un secondo. Si può aspettare, poi mi potremmo aspettare. Quindi... Uno, due... vogliamo Cioè, fare mo da qua dovrebbero essere 5 minuti, no? Eh sì, perché quelli sono minuti e vanno come Cioè, secondi. non va a 5 minuti. È di meno il tempo, no? Aspetta, fermiamoci aspettiamo qua. un attimo e vediamo. Fermiamoci qua a sto punto, perché si è visto, si è visto. Allora, nel mente, non lo so, ragazzi, di che parliamo? Che vogliamo parlare? Ecco, noi restiamo così. Non so come va la vita, sto bene. Quello domani che devi fare in matematica, le divisioni, cosa ci fa domani? State girando tutti tranne lui. Eh no, perché lui è lì. Anche perché tu non giri. Noi manca aspettiamo. qualcosa. Siamo qua, aspettiamo. Allora, mi sto facendo pure un altro conto, John Knox. Dimmi, bello. Che lui non gira, perché vedi qua com'è pieno di meccanismi e quant'altro? Qua non c'è un cazzo. Qui manca qualcosa per farlo girare, però io non posso interagire in niente, perché qua non posso arrivare. Devi imparare le decine. Oh, grande quello. Oh, allora, comunque piccoli un passo step. avanti, lascia fare. Oh, bravissimo. Allora, io aspetto. No, aspetta. Che Non ci vuole assai. Ammettiamo pure che ci ho visto bene, no? E devi mettere qualcosa qui, ma non ti puoi avvicinare, non puoi andare dall'altro lato. Quindi l'unica cosa è farti vedere che questo non gira, e magari quando si allineano tutti e quattro ci appare alzare e ci dice bravi, avete aspettato, adesso vi spiego come finire il gioco. Tu ricordati sempre quello, quando poi arriverai certi argomenti, in realtà non ricordo se si fa già l'anno in cui sei tu. Ricordati sempre che la morte dell'arciduca Ferdinando fu la goccia che fece traboccare il vaso. Tu ricordati questo. Questo e le barbabietole, canne da zucchero, tutte quelle coltivazioni là, sempre numerose, sempre numerosissime, si basa sempre tutto su quello. Sempre. Sempre. Quindi tu vai tranquillo, proprio frasi standard che ti devi sempre vai proprio bello sereno. Va. Su quelle te le studi un attimino, a posto. Fatto. Non puoi mai sbagliare. Allora, dai. Se non fai niente, noi comunque siamo in orario e finiamo la run, però qua dentro qualcos'altro da fare c'è. Ma cosa deve succedere? Che c'è tutta sta cosa qua giù, no? Attento che ti arriva in faccia. No, però vai sopra, oggi quello un poco ci manca. Fammi vedere se succede qualcosa. Questo sta al contrario. Perché poi se tu lo vedi, l'assassino della cellula Ferdinando e di sua moglie fu la... Bravo, esatto, stampa frase. tu poi quando andrai a fare l'esame, in qualunque momento di difficoltà, tu stai lì a fare l'esame, ma butta sta frase e fai vedere che sta. Ma perché l'arciduca è stata una brutta storia. No, ma quello giù è simile a questo. No, oggi sta da tutt'altra parte. E no,
Sì. Dovrebbe essere No, sì, così. è quello. Mi sa che forse è quello visto da solo. Vabbè, vediamo. L'economia agricola era basata sulla produzione di È barbabietosi. l'opposto. Bravo! Sempre così quello. Sempre così. Ok, adesso ci manca poco. Deve superare l'1. Siamo là. Ok, deve arrivare qui. Deve arrivare qui. In teoria ce la dovrebbe fare. Perché poi ogni volta riparte dal principio. Quindi si porta il tempo di quando effettivamente è stata messa una stanza. Ma era prima volta o seconda? Aspetta, che cosa quello? Perdonami, prima volta o seconda? Mi sono perso. Ma questi ultimi secondi, ma giusto per sicurezza. Ok, ho cambiato correttamente la categoria. Ok. È venuto un piccolo dubbio. Ah, Ok. la goccia! E no, è l'ultima goccia che ha fatto. Dopo quella finale. Un casino. Successo questo, guerra mondiale. Però perché la lancetta grande non sta andando avanti? No, si sta muovendo già, ma prima stava più centrale. Posso spingere così vai più veloce? Altro da esaminare, altro da fare, non c'è. C'è una cassettina qui, ma non è interagibile. Stiamo per arrivare al momento X. Dai. Se non succede un cazzo rido un sacco. Però qualcosa da fare in questa stanza c'è, anche perché c'è un pezzo di rosone. Prima era volata dalla finestra. Così dobbiamo tradurre questo messaggio, questo è lo stemma. È tutta la descrizione dello stemma. Hai foto? Ashen like sand carried by western winds. Nel libro quello là parlava di vento e quant'altro. Rossa. No, sta andando anche Ok. un altro po'. Parlava che uno dei simboli da mettere era il vento. Quindi noi mo dobbiamo fare, ci dobbiamo mettere con questo davanti e il libro davanti, decifrare questo e ci abbiamo un altro rosone. Punto. Non lo so. PS, spoiler, mi butteremo ricordo. il sangue. Non mi ricorda le frecce, quelle lì del vento e basta. Onestamente. Questo? Sì. Cioè, ma c'è un pezzo di rosone qui vicino. È Potrebbe rotto. essere anche quello là. Quello che trovi girando le cose. E quello già l'abbiamo... No, ma sono diversi, No, l'abbiamo ancora. visto. Ne dobbiamo trovare 8. 8, sì, le 8 porte. Sì, tutto 8, Oh, facevo... Dai, ce la fa. Fai succedere qualcosa, ti prego. Let something happen, Dai. please. Che se no non so veramente cos'altro. Non penso sia fai uscire l'immagine uguale come giù. Quindi deve farsi tutto il giro e tu perdi 3 ore. Non succede qualcosa, aspetta. Non succede qualcosa. Vai. Succederà qualcosa. Ok, deve stare appena sta precisa. Quanto sta? Ok. Manca poco. Ti prego, fai succedere qualcosa, ti supplico. Una qualunque cosa. Pure un trofeo di Steam. Quello che cacchio vuoi tu. No, che se c'è su Game Pass. Che quella grossa delle ore sta giù, non quella grande, quella piccola dei minuti. La grossa così è i minuti. No, è la piccola mi sembrano uguali di grandezza. No, oggi non sono uguali, cazzo, sono totalmente diversi. Una non arriva ai numeri e l'altra li supera. Come fanno ad essere uguali? Dai. No, ci troviamo, è quella sotto i numeri, ok. Aspetta che mi muore il telefono, vai quello, vai, metti a caricare, che forse Ecco succede qua. qualcosa. Lì tra l'altro c'è una luna dietro a quel vetro. Planetario. Ho l'osservatorio. Sì. Ti prego. Dai, Una fai cosa. Perché ci sono tubi, c'è Un qualcosa. trofeo, qualunque cosa. Dai. Non è successo un emerito. No, è successo qualcosa già mo. Cutscene addirittura.
Oh no, Gianmarco, altri cazzi segreti. Altri cazzi Dobbiamo segreti. andare adesso. Vai adesso, corri là dentro immediatamente. Da quanto tempo la sto dicendo che dovevamo fare sta cosa? Dovevamo Caccia la aspettare. miseria. Dovevamo aspettare. Te l'ho detto, tu aspetta che qualcosa succeda. Dove si va? Da che lato? Allora. Ok, sopra. Allora. Stiamo salendo nell'interno dei muri. Cos'è, mo? Stai calmo. Gli Cos'è? orari sono tutti uguali. Sì, Gianmarco, sì, vabbè. Gianmarco, ma di che cosa stiamo parlando? Ma come fai? Ok. Allora, Ma dei rossi non ci possiamo fidare. Olè. lo risolviamo proprio super velocemente. Sì. Aspetta. Aspetta un attimo. Potrebbe esserci che che l'hai sbloccata, la porta è sempre aperta e ci Ma non faccia... lo sappiamo. Però noi mo risolviamo in questo modo qua, Gianbox. Bisogna Sto optare. impostando l'intelligenza artificiale, ma ci facciamo dare un attimo una mano in maniera veloce. Tieni traccia dei seguenti indizi e quando te lo diciamo dacci la soluzione. Allora, vediamo se funziona il sistema. Allora, questo allegato è il primo orologio. Ok, il primo se l'è preso correttamente. Poi facciamo la seconda immagine è la nuova immagine è il secondo orologio. Se poi ti blocchi dico senti, Però aspetta, questi qua rossi sono bugie. allora noi lo mettiamo, poi diciamo questo è il terzo indizio, ma da quello che ci ha spiegato il gioco i cartoncini scritti in rosso sono bugie. Tu la devi tenere a mente sta cosa per risolvere l'enigma. Poi questo è il quarto. Aspetta, no, facciamo prima a fare così. Questa. Questo l'ho messo. Questo l'ho messo. Però scusa, la foto non è apparso l'allegato là da giù. No, si è messo sotto. Ah, sta sotto? Ok. No, aspetta, vero? L'ho incollato ma non si è messo, aspetta. Allora. Ok, aspetta. Segna. Di 4. No, aspetta, però quello lì è il quinto, lo zimo è il rosso là. No, vabbè, aspetta. Facciamo in ordine così. Ok. E facciamo. Questi sono in ordine di caricamento i primi 4 indizi.
segna tutte le informazioni. Ok. Quello, scusaci se non stiamo vedendo la chat, mo, ma stiamo facendo un attimo sto fatto, a Io breve imposto il torniamo. prompt in un certo modo. Ok. Quindi tu mo ti sei passato tutto di questo in un certo modo. Ok, a sto punto noi cancelliamo le immagini in memoria, tanto non gli servono Sì. più. Vado a fare pipì. Facciamo questo rosso. E glielo mettiamo dentro. Facciamo pure questo qua. Ok. E un altro. E questo è l'ultimo. Va bene. Ok. Questi sono gli ultimi 4 indizi. Dacci la soluzione. Gli orologi sono nell'ordine. Il primo che ti abbiamo dato, tu come ce l'hai segnato? Each, che dovrebbe corrispondere a quella. Ok. Diciamo semplicemente a finire se c'è qualche indizio dentro per la posizione. L'ordine in cui sono dati partono da sinistra verso destra. Ok, allora un attimo che elabora. Ok, no, non ci puoi perculare meglio perché poi torniamo, quindi c'è un problema. Ovvero? No, ha risposto quello dicendo che visto che abbiamo lo schermo davanti e non vediamo la chat ci poteva perculare meglio. No, che poi torniamo, quindi un attimo che Gianmarco finisce proprio il casino. Ti devo ammazzare. Ok, lui sta elaborando. Si sta facendo tutti. Gli ho detto primi 4, ultimi 4, da sinistra a destra, bugia. Noi ci dovevamo fare tutti sti calcoli. Allora, io però gli voglio chiedere. Sì, Gianma, fallo fa. Non ti mischiare in mezzo a certe cose, fallo fare. Vedi quanti cose. Fallo fare a lui. Più che altro dovrei andare, quindi si dovrebbe muovere. No, penso che ha finito. Senza che con rispetto per gli altri. Ok, allora, ecco qua, ha partorito. Allora, Gianmarco, posizione 1 deve stare alle 5. Quindi 5 esatte. E qui siamo a posto. Il secondo deve stare a 6. Ok. Poi tu devi stare a 7,05. 07,05 proprio preciso al millimetro. Poi devi stare alle 7. Sbagliato. Ok. Devi stare alle 5,07. Calcolando. E gli ho detto che i rossi sono bugie. Sì. Ora ci ricontrolliamo il tutto al limite se non va. Questo alle 8. Questo... 7,55? No, 5,55. 5,55. Allora, il numero 7, 5,55. Ah, sbagliato 2 volte.
55. E l'ultimo alle 9. E l'ultimo, vabbè, no. Ora, sarà vero, sarà falso, sarà Ferguson. Fai B. Abbiamo fatto, signor principe, abbiamo fatto, non gli è piaciuto. Al Ma principe cosa questo. dovrebbe Allora, succedere in questa stanza? non lo so, io mi aspettavo che mettendoli tutti correttamente No, partisse dico, non c'è qualcosa. spazio, capi che ti dico? Allora, io proporrei, prima di dare un altro prompt, ne proviamo solo uno velocemente, poi stacchiamo, al limite lo riproviamo. Cambiato qualcosa sopra? Magari è successo qualcosa. E se no gli si può dire dammi la soluzione come se fossero sbagliato stanza. Allora, pensavo si fosse richiusa e addio per sempre. Allora, a sto punto, l'unica cosa può essere indizi veri, cartelli azzurri, indizi falsi, cartelli rossi, l'ha tenuto in considerazione. Possiamo fare un tentativo, se no poi dobbiamo pensare come farcela, tanto sta scheda resta salvata. Ridacci la soluzione tenendo come veri anche gli indizi rossi. Sì, l'ha sentito pure quello. Ah, buonanotte quello. Buonanotte. Facciamo l'ultimo tentativo, poi scappiamo anche noi. Che se è così o è così, l'unica variabile è quella, già mossa. Should not set on the hour. E questo ce l'avevi fatto mettere alle 5:06. Però aspetta, se quello sta dicendo una bugia, vuol dire che va settato sull'hour, quindi 507 non va bene. Per questo mo gli ho detto. Non deve essere settato sull'ora, quindi deve essere settato sull'ora se è una Sì, bugia. è per questo, mo col prompt che gli ho detto, fai che sono veri. Ci dai la soluzione, qua li mettiamo velocemente e via. Ok. Ma chi l'ha pensato? Io vorrei dire, figlio, complimenti per la scelta, però facciamo la miseria. Ok. Ok, quasi trovato. Ah? Tinchon Win! Ma perché? Che è diventato in cinese? Non so. Non so, Jamox, non... Scusa, ci dai la soluzione in italiano per piacere? Più 1 milione di social credits. Nel dubbio notte e ditemi come va al bordello. Perfetto. Allora, è vero che i cinesi, i coreani e il risaputo sono più bravi in matematica. Secondo me è arrivato a un punto, ha detto, aspetta, non ce la faccio. Ha chiesto aiuto Un attimo. al volante, ha detto, senti, dammi un attimo una mano perché c'è un problema. Quindi? Ecco qua, è tornato italiano, quindi si è alleggerito del tutto, ha partorito. Ok. Gliene mancano solo un paio. Se dice non è impossibile risolverlo o abbiamo sbagliato il prompt, ma gli indizi sono questi. Ce li hai tutti. Ti abbiamo detto pure come li abbiamo messi.
C'hai giusto 2 minuti, poi principe sarai brutalmente chiuso in segno di sdegno. Ecco qua, aspetta. Ecco. Eccolo qua. Ok, dice che c'ha 2 eccezioni, quindi allora 5 e ci sei, 6 e vai bene, 705 e va bene, 8, questo è il 4, 1, 2, 3, 4, questo va sull'8, 8 e 07, 9, 5 e 07, 7. Sembrava che si stavano muovendo, mi sono un attimo preoccupato. No, mo stacchiamo. Già, ma dobbiamo riesaminare sta cosa. Capiremo. Abbiamo usato l'intelligenza. Com'è possibile questa cosa? Che è diventata coreana all'improvviso. Vabbè. Il grande castello della morte. Guarda in Castle of Death. Minchia, questa è bella. Aspetta, devo salvare. Immagina una cosa. Ok, questa me la salvo adesso. Allora, ragazzoli belli, buonanotte a tutti. Ci vediamo domani.一緒に作るこのステージ